Rieccoci, buonasera nuovamente con una nuova occasione di discussione, di confronto promossa dall'Associazione Ferrovie Siciliane. Questa sera affrontiamo un argomento molto, molto delicato e importante, parleremo di solidarietà nelle stazioni siciliane. Prima di iniziare vorrei fare sempre la solita premessa e ricordare che io intanto non sono un giornalista e tutta questa attività che voi a breve andrete a vedere è semplicemente il frutto dell'attività di volontari e diciamo, di persone che a vario titolo si spendono per fare comunicazione, per raccontare anche la propria esperienza. Io sono Giovanni Russo e sono il presidente dell'Associazione Ferrovie Siciliane e a brevissimo, insieme a 3 persone, affronteremo e ci confronteremo con 3 amici. Io stasera intanto ho il piacere di presentarvi Piero Giglio della Comune di Sant'Egidio. Ciao, Ciao Piero. buonasera Giovanni, buonasera a tutti gli ascoltatori. Insieme a Piero ci sarà anche Antonino Schiera collegato da Palermo. Ciao Antonino. Scusami Antonio, non ti abbiamo sentito, dicevi? Salutavo, buonasera a tutti, non so l'audio com'è, non va? Perfetto. Antonino è poeta e scrittore, lui è collegato da Palermo e quindi insieme a Piero e Antonino ci sarà anche il dottor Francesco Certo collegato anche da Messina, con cui a breve andremo ad approfondire questo importantissimo argomento. Io intanto insieme a Piero, che lui ovviamente è collegato da Messina, e mi scuso se non l'ho detto questo all'inizio. Insieme a Piero, con Piero ci conosciamo da tantissimi anni, siamo amici anche per varie cose in comune, ma ecco, diciamo, l'occasione non è questa, ecco, per raccontare i fatti nostri, la gente interessa ben altro. Ecco, la solidarietà nelle stazioni siciliane. Caro Piero, voi della Comune di Sant'Egidio chiaramente non credo che avete bisogno di presentazioni, chiunque sa cosa fate, non a Messina ma in tutto il mondo. Io però ti chiedo, visto che tu insieme anche ad Andrea Nucida e tante altre persone della comunità siciliana praticamente avete, come dire così, il polso della situazione in quello che è la problematica, ecco, di chi ovviamente in questo periodo difficile si trova ad avere, come così, il disagio nel disagio. E quindi è comune trovare nelle stazioni ferroviarie, ma anche negli aeroporti oppure nelle stazioni degli autobus, delle persone ovviamente come così che per varie vicissitudini stanno affrontando un periodo, diciamo così, di difficile transito. Dico, io per esempio anche nel 2017 ho denunciato un'attività che era in corso nella stazione di Messina e poi, come dire, sono stato abbastanza contento che questo si sia risolto anche grazie a tutte quelle associazioni che diciamo, durante la sera o comunque durante i periodi più difficili come quello che stiamo vivendo in questo momento, quindi il periodo invernale, a vario titolo si interessano delle persone meno fortunate. E quindi Piero, chiedo a te, insomma, tu che hai il polso della situazione soprattutto su Messina e su Catania, qual è il vostro atteggiamento, la vostra attenzione verso queste realtà? Ciao Giovanni, intanto ti ringrazio ancora per questo invito, fai bene a ricordare la nostra lontana amicizia che ci lega. Devo dire che vivere per strada già di per sé è complicato. Questo l'abbiamo visto in tanti anni di vicinanza a tante persone che vivono per strada, ma in questo periodo è particolarmente più duro. Lo penso particolarmente dal periodo del lockdown, quando si diceva a tutti e girava l'hashtag io resto a casa, ma il problema vero era ed è stato di chi una casa non ce l'ha. Allora penso a quante persone, quanti amici sono rimasti ancora più soli per strada vicino alle stazioni, perché chiaramente incontravano meno gente che li potesse aiutare, incontravano la paura della gente e non sapevano dove andare. Quindi è stato diciamo per chi vive per strada è stato un momento ancora più difficile, possiamo dire. La situazione
Giovanni, è complicata perché a maggior ragione oggi le stazioni per il Covid sono off limits, la sera non può più dormire nessuno in stazione, e allora capisci bene che chi prima trovava un riparo su una panchina sotto un portico all'interno della stazione oggi è costretto a dormire fuori, e questo capisci che chiaramente peggiora la situazione. A Messina, vorrei ricordarlo, piangiamo la morte di un caro amico, si chiamava Christopher, che abbiamo accompagnato per tanti anni, lo conoscevamo, è venuto tante volte ai nostri pranzi di Natale, lo abbiamo incontrato, abbiamo festeggiato i suoi compleanni. Christopher è morto su una panchina di fronte alla stazione di Messina, è morto perché stava male per le condizioni gravi sue di salute, e allora insieme a lui pensiamo a quanti in questi anni abbiamo accompagnato, abbiamo conosciuto, e la situazione sì è complicata. La situazione è complicata perché al grande disagio di vivere tutto il giorno per strada, chiaramente si aggiunge la solitudine, perché se noi pensiamo alle nostre città, se ognuno di noi si pensa come cittadino che gira, passeggia per le città, difficilmente ci fermiamo anche solo a guardare una persona che sta per strada, e non lo vediamo perché per vederlo ci dovremmo abbassare, perché tante volte chi vive per strada purtroppo sta inginocchiato, sta coricato, sta seduto, e allora questa è una cosa che ci dicono in tanti, il fatto che di andarli a trovare, di parlare, di nominare il nome, perché tante volte non sei più abituato neanche a sentire il tuo nome, allora è un sollievo. E allora le stazioni sono uno dei punti di incontro, dove veramente tu incontri tanta gente, tanta umanità, incontri veramente la gente più diversa, come sono diverse le storie delle persone che finiscono per strada. Noi negli anni abbiamo incontrato veramente di tutto, abbiamo incontrato l'italiano che fino a qualche anno fa stava bene, poi a causa di un divorzio, della perdita di un lavoro, non avendo reti familiari che potessero sostenerlo, finisce per strada, e lì inizia a stare per strada un giorno, una settimana, un mese, e poi la strada ti risucchia e quindi è difficile rialzarti. Poi trovi lo straniero che è arrivato qui in cerca di un futuro, di riscatto, fuggendo da paesi che sono in guerra, e si sono ritrovati per strada perché sono stati chiusi gli SPRAR. Ne abbiamo incontrati tanti giovani che poi a poco si spengono in questo vortice che è la vita per strada. E allora veramente ci sono tante umanità che hanno veramente il bisogno di essere incontrate e di essere sostenute. E ti ripeto, tante volte chi vive per strada ci ringrazia per la nostra visita e ci dicono spesso: sì, io ti ringrazio che tu mi porti il panino, ma mangiare un po' riusciamo, non è questo. Io ti ringrazio per il sollievo che mi dà la tua visita, per il sollievo del fatto che ti ricordi che questo giorno è il mio compleanno, del fatto che tu mi chiedi di cosa è successo nella mia vita e non ti fermi soltanto al fatto che io ti do un qualcosa. E allora questo, devo dire, dà un primo sollievo. Poi chiaramente c'è tutta una vita per tanti da ricostruire, da mettere in piedi, ma è diciamo una strada molto lunga e non è sempre facile. Assolutamente. Io intanto do il benvenuto a Francesco Certo di Terra di Gesù, che è un'altra associazione di Messina che si occupa in modo incisivo, come la comunità Sant'Egidio, diciamo, sul territorio, ovviamente in modo veramente importante. Adesso con Francesco Certo, adesso le do la parola.
Piero, tornando invece a quello che sono le attività nelle stazioni ferroviarie siciliane, anche un po' a quello che è la mia esperienza personale, come dire, insomma, ho notato tantissime volte, per esempio, delle situazioni ovviamente delicate a Messina Centrale, ovviamente Messina Marittima, ma la stessa cosa anche a Catania Centrale o a Palermo Centrale, anche a Sant'Agata di Militello. Sembra, per esempio, la provincia sembra che non sia interessata a queste cose, invece realmente anche in provincia si vivono difficoltà, diciamo così, delicate. Ma andando ancora più nella provincia della provincia, per esempio, anche in tutte quelle che sono le stazioni tra, per esempio, Catania e Caltagirone, ecco, sembrano delle realtà come lontane, sembra che dalle parti non ci siano delle difficoltà, ma realmente invece questa è una cosa talmente diffusa dalla gente che ha bisogno, ma gente che anche prima aveva delle realtà come così di sostentamento di base e che oggi si trova anche in difficoltà. Ecco, quello che voi fate, adesso lo faremo vedere anche con l'uso di alcune fotografie, è un'attività che credo che voi lo fate in modo ormai da quanti anni, Piero? Penso sarà più di 10 anni. A Messina sì, da più di 10 anni, sono sì, forse pure 15, che diciamo c'è questo servizio a chi vive per strada, e viene ancora da più lontano perché è un servizio che nasce a Roma tanti anni fa, all'inizio di Sant'Egidio a Roma. Roma Termini, giusto? Esatto, a Roma Termini, ma oggi diciamo il servizio a chi vive per strada è diffuso in tutte le stazioni di Roma, ma non solo, perché poi chiaramente le persone senza dimora non stanno soltanto nelle stazioni, ma noi le incontriamo settimanalmente lungo le vie della nostra città. Chiaramente la stazione è un centro, il centro dove si incontra sicuramente più gente che per mille motivi alla fine trova nella stazione anche un punto di incontro. Punto di riferimento e di incontro, certo. Però intanto sì, facciamo delle fotografie, insomma, che vi riguardano. Magari tu, se hai modo, ecco, puoi commentare sì, queste questo è uno dei nostri magazzini, dei nostri centri polifunzionali. In particolare questo si trova a Catania, dove durante il lockdown abbiamo visto quintuplicare il numero delle persone che hanno bussato alla nostra porta per avere un sostegno alimentare. Tutta questa roba, Piero, dico, come vi arriva, ecco, come riuscite a dare risposte, ecco, come riuscite ad avere questo approvvigionamento e a dare risposte, perché penso che non sia assolutamente facile né una né l'altra. Assolutamente non è facile. Noi abbiamo una parte diciamo, delle cose che noi abbiamo che ci provengono da fondi dell'Unione Europea, quindi si chiamano i famosi prodotti FED. Quelli che vedi per esempio nelle immagini sono prodotti che noi abbiamo acquistato durante il lockdown. Giovanni, noi abbiamo visto a Catania, ti dicevo, quintuplicare il numero delle persone. A Messina sono raddoppiate. Questo è il centro polifunzionale di Messina, che sorge a Camaro San Paolo, in un bene confiscato alla mafia. Cioè, questa immagine è un po' iconica, cioè questa era una giornata di una distribuzione tipo durante il lockdown. Scusami, Piero, questa ogni busta va ad una famiglia? Ogni busta va ad una famiglia di diciamo da 1 a 4 persone. Quando le persone sono 5 o più, le buste raddoppiano. Dicevo, noi durante il lockdown abbiamo visto moltiplicarsi il numero delle richieste, ma abbiamo visto anche moltiplicarsi l'aiuto di tanti cittadini, e qui veramente io ringrazio tutti, a Messina, Catania, Palermo, perché quando serve si vede il cuore di tanti siciliani. Noi, devo dire, grazie a Dio, siamo andati avanti, siamo riusciti a sostenere tanti, perché tanti hanno sentito l'urgenza di fare qualcosa durante quel periodo dove era io resto a casa, ma poi si è visto quello che ha portato il lockdown. Mentre gli altri non a casa, tra cui pure io, per esempio, voi eravate alla stazione marittima di Messina, ecco, in questo caso. Sì, qua eravamo alla stazione marittima e stavamo distribuendo in particolare gel igienizzanti, mascherine, acqua. Anche dell'acqua. Sì, diciamo, e poi la cena normalmente. E qui
incontravamo i soliti amici che incontriamo tutte le settimane, ma abbiamo anche incontrato tanta gente nuova che non conoscevamo. Questa è sempre un'immagine della stazione di Messina. Ti dicevo, la generosità di tanti ci ha permesso di sostenere tanti, e questo lo vorrei ancora sottolineare, perché non avremmo potuto fare quello che abbiamo fatto e quello che stiamo facendo. Veramente un grazie a tutti e a chi sta continuando a sostenerci, perché si rende conto che c'è bisogno, e allora la Comunità di Sant'Egidio, ma penso anche a Terra di Gesù e a tante altre associazioni, sono sostenute da tanta gente di buona volontà che anche non potendo uscire di casa perché per il discorso Covid, impaurita, però ha deciso di sostenerci economicamente. Questo ci ha permesso, per esempio, vorrei sottolinearlo, durante il lockdown noi siamo riusciti, oltre ad assicurare la spesa a praticamente più di 1000 famiglie, assicurare cose che erano importanti per tanti e che non si riuscivano più a comprare, come i pannolini o come gli omogenizzati o tutto quello che è relativo alla cura di un bambino piccolo. E sai, noi, Giovanni, ti racconto questo e poi ti ricevo la parola. Sì. Mi ha colpito una cosa durante il lockdown, che noi abbiamo incontrato tante famiglie dove la gente ci diceva: io prendo la spesa, ma noi non stiamo mangiando da 2 giorni, noi non stiamo mangiando da 3 giorni. E questa è una cosa che io non ho mai visto in tanti anni di servizio, in tanti anni di distribuzione, in tanti anni di vicinanza ai più poveri. Allora questo ci deve fare riflettere, partendo dal discorso della solidarietà nelle stazioni, ma oggi penso lo potremmo estendere a tanti aspetti della vita quotidiana. Sì, vero, questo è verissimo. Io comunque non smetterò mai di ringraziarvi, perché, come essendo anche un frequentatore ormai da anni dell'ambiente ferroviario, più di una volta ho visto delle realtà, diciamo così, molto, molto difficili, e devo dire che mi sono sempre, come così, soffermato a quello che è stato sempre il lavoro dei volontari, di tutte quelle persone di qualsiasi fascia d'età, di donne, uomini, che si sono sempre spesi, anche e soprattutto in quei contesti dove c'era veramente un contesto difficile, anche nella comunicazione, perché non tutte le persone, per esempio, tornando al discorso delle stazioni, riescono a parlare in italiano, e quindi riuscire a capirsi con quella lingua internazionale, che è quello appunto della solidarietà, della fratellanza, si riesce ovviamente ad arrivare a dare già un sostegno, un supporto, un po' come quella che fa Francesco Certo insieme a Terra di Gesù Ollus, che tutte le sere, o comunque quasi tutte le sere, io attraverso i loro canali social su Facebook riesco qualche volta l'ho anche fatto con immenso piacere, a condividere un po' la loro esperienza, che è quella diciamo così, di leggermente diversa da quella che fate voi dalla Comunità di Sant'Egidio, caro Piero. Per esempio Francesco credo che si interessi direttamente di mettere in atto un po' quella che è la propria professione, quindi la professione medica. Quindi attraverso l'attenzione della Comunità di Sant'Egidio e di Terra di Gesù Ollus, io credo che si faccia anche insieme ad altre associazioni che operano sul territorio. Io adesso qui non ho diciamo, percezione di quante siano, ma credo che siano diverse. Credo che riuscì a dare una risposta veramente importantissima. Prego Francesco. Sì, allora, intanto c'è da dire un saluto a tutti, anche a Piero, con cui abbiamo un rapporto di vicinanza sia umano sia associativo, perché con Sant'Egidio abbiamo fatto, anche è vero Piero, delle belle battaglie individuali sulle persone, siamo riusciti a tirare alla strada, anche grazie alla casella Misericordia, persone, perché ecco, il fatto di essere senza tetto è una condizione, non è un bollo, non è una cosa per sempre. Secondo me bisogna sfatare alcuni miti su questa condizioni irreversibili, condizioni di scelta, non è assolutamente così. Le persone che sono lì perché sono persone veramente disgraziate. Noi ci occupiamo della parte sanitaria, ma non solo. Devo dire che Terra di Gesù si muove
ad ampio spettro. Da marzo siamo entrati anche noi, poco prima del lockdown, nella distribuzione del cibo. Abbiamo un progetto che gestisce Riella, mia moglie, ci sono il pane di tutti e coincidono i pensieri a quelli di Piero. Noi avevamo persone in fila e le file arrivavano sulla via La Farina, quindi c'erano centinaia e centinaia di metri. Io non ho mai voluto fare foto per rispetto di queste persone, ma era veramente impressionante quello che c'era. Sì, perché voi la sede ce l'avete in una traversa che è tra via La Farina e la Piazza della Repubblica, quindi la stazione di Messina Centrale. Il medico dell'Health Center, in cui noi abbiamo soltanto una piccola stampa con un dispensario di farmaci, e poi il centro molto grande che è il Buon Pastore, che dobbiamo ringraziare l'università per questo progetto, ed è un centro dove noi facciamo distribuzione dei pannolini, degli omogeneizzati, dispensario di farmaci, insomma c'è anche sala visicale, c'è un centro medico specialistico. Io amo chiamare il Buon Pastore il porto, quindi dà tutta una serie, tenta di dare tutta una serie di risposte dal cibo, ai pannolini, alle omogeneizzati, ai farmaci. È chiaro che sono medico, quindi attenziono molto, terra di Giustini sempre questo, la povertà sanitaria, anche se penso che la povertà a 360 gradi, c'è la povertà della casa, la povertà del cibo, la povertà del farmaco, c'è la povertà e bisogna cercare di dare una mano, se possibile, in tutti i campi. Io faccio un esempio di ieri. I bambini del Ciscoffei, noi ogni anno facciamo il tonino del Buon Pastore, raccogliamo giocattoli nuovi, quindi chi viene dona giocattoli nuovi. Questa è una cosa importante, perché i tanti fanno le raccolte con i giocattoli usati, ricondizionati. Io dico sempre che io ai miei figli, al mio nipote, non regalerei mai un regalo di un giocattolo di seconda mano. Devo dire che la verità è che i messinesi hanno veramente capito questo. I dati si attestano tra i 500 e 600 giocattoli di istituti scolastici, club service, tanti liberi cittadini hanno donato questi giocattoli. Dove sono andati questi giocattoli? Sono andati ai bambini poveri del territorio. E non vi nascondo, proprio ieri, ad esempio, abbiamo donato i giocattoli al Circo Fei, ai bambini del Circo Fei. Sono 30 bambini. È stata mandata una lista dei bambini in base alla loro età e noi abbiamo dato in base all'età, che ne abbiamo questi giocattoli chiaramente sono organizzati per tipologie, e quindi abbiamo voluto dare i giocattoli idonei a questi bambini. Ci proviamo la strada, noi abbiamo l'on the road, quindi il mercoledì sera usciamo, spesso ci incontriamo con gli amici di Sant'Egidio che in quel giorno fanno la distribuzione del cibo. Adesso lo stiamo vedendo. Sì. Guardi, dare un farmaco senza tetto significa farlo vivere molto di più. Noi abbiamo dato antibiotici a persone con broncopolmoniti, antinfiammatori, cose che a noi possono sembrare banali, ma per un senza tetto è una condizione incredibile quella di poter avere dei medici alla stazione che ti curano. E devo dire la verità, sono anche orgoglioso di Terra di Gesù, di questi medici, degli infermieri, ma anche dei volontari che sono con noi, che devo dire la verità, siamo sempre molti, e anche qui devo fare i complimenti a Messina. Anche io ho avuto la stessa esperienza di Piero nel lockdown, il cibo sembrava non bastare mai, ma più cibo davamo, più cibo arrivava, perché a parte la convenzione col Banco Alimentare, i messinesi sono molto gentili. Quindi ecco, cosa dire, io penso che la povertà non sia soltanto la strada è un aspetto, forse quello più brutto, perché è brutto morire per strada, è brutto morire su una macchina come morto, è brutto morire alla Caronte come è morto vivo, anche se poi è deceduto ufficialmente in ospedale. Sono persone che noi abbiamo curato, che abbiamo avuto nelle nostre case famiglia, noi abbiamo la casa della misericordia, quindi sono persone a cui c'è. Lo sentiamo male ogni tanto. Io dico sempre importante. Come?
Ti sentiamo male ogni tanto, Francesco. Pronto? Scusami se ti interrompo, ma ogni tanto ti sentiamo male. Allora, non è importante quello che si fa, ma soprattutto come. Io dico sempre ai miei soci, e lo dico a me stesso, guardiamo negli occhi le persone che vediamo, perché se diamo i pannolini, se diamo i farmaci, ma non li guardiamo, non abbiamo quella vera compassione, non abbiamo fatto bene. E corrisponde un po' a quello che ha detto Piero poco fa. Ci sono storie, tra virgolette, brutte. Io vi racconto una storia del lockdown che mi ha attecchito. Il mercoledì santo ogni tanto si blocca, no? Ogni tanto lo perdiamo. Ogni tanto. Allora, il mercoledì santo io ho visto i bambini in fila per un uovo di Pasqua, il mercoledì del lockdown. Ed è una cosa che mi ha veramente rassicurato, vedere questi bambini in braccio alle mamme che aspettavano l'uovo di Pasqua. E un'altra cosa, l'altra volta è venuto un signore tunisino operato di cuore. Quest'uomo da una settimana non prendeva farmaci, pur essendo stato operato di cuore, perché non ha la residenza in Italia e non ha diritto a nessun tipo di assistenza sanitaria. Pensava giustamente di morire. A quest'uomo, accompagnato da un legale, abbiamo donato tutti i farmaci. Bene, quest'uomo che aveva una mascherina ha incominciato a piangere e non l'ha smesso più. Ha pianto per oltre un quarto d'ora. Non siamo riusciti a fermarlo in nessun modo. Pazzesco. Ogni tanto a Francesco certo lo perdiamo e mi scuso di questa cosa anche con lui e con chi ci sta. Vi posso dire che un dispensario, noi abbiamo circa 4.000 confezioni di farmaci da dentro, 4.000. Quindi noi riusciamo a dare quasi tutto quello che si può dare, perché abbiamo, a parte la convenzione al banco farmaceutico, il rifarmaco. Quindi se tu hai un paziente morto, hai dei farmaci non utilizzi, li porti da noi e noi li rimettiamo in giro. Queste cose, che poi non sono neanche cose costose, però guardate che salvano vite umane. Io dico sempre, quanto vale una vita umana? Gli vogliamo dare un prezzo, gli vogliamo dare un valore? Quanto vale la vita di questo povero tunisino che non sapeva a che santo votarsi? Era convinto di morire e credete che è uscito dal buon pastore piangendo. Certo. Malgrado l'avvocato tentasse di rincuorarlo, magari io la mettevo non c'era niente, era più forte di lui. Io ho visto due occhi piangere per un quarto d'ora. Queste cose le voglio dire perché ce le dobbiamo raccontare. Perché se no non ci capiamo. Ecco. Siamo allora, qui per questo, questo incontro è fatto per questo. Una tachipirina data al momento giusto alla stazione all'on the road salva un senza tetto dalla morte. Una casa famiglia H24, no? Quei dormitoracci brutti dove alle 7 li prendono a calci, salvano persone da una vita di strada. Perché con Piero, ecco, proprio con Sant'Egidio, ce l'abbiamo fatta a tirare persone che sembravano spazzatura umana, è giusto Piero, no? Ti ricordi sì, all'università? Ecco. Dico, stiamo parlando di esseri umani che grazie all'associazionismo, al volontariato, sono riusciti a alzare la testa e addirittura a uscire dalla strada. E sono dei messaggi di speranza bellissimi, meravigliosi. E poi una cosa, io ho un nipotino di 3 anni, è qua accanto a me nella cucina. Quello che è sconvolgente è la povertà infantile, la povertà dei giocattoli, la povertà del cibo, la povertà dei pannolini, perché io tutto posso sopportare, ma quello che ritengo indegno di una società civile è la povertà dei bambini. Eppure io vi dico che se non ci fosse certo volontariato, i bambini non cambierebbero i pannolini, non avrebbero gli omogenizzati, non avrebbero il cibo, non avrebbero il latte. Quindi le istituzioni, noi siamo tra virgolette bravi perché le istituzioni sono un fallimento totale. Perché se non avremmo modo di esistere, se le istituzioni funzionassero, Sant'Egidio, terra di Gesù, non avrebbero modo di esistere, non avrebbero una funzione.
la nostra funzione è tanto più importante, tanto più non funzionano le istituzioni. Vi faccio un esempio: nel lockdown i family card sono arrivate a maggio, ma le persone fino a maggio, prima di maggio, cosa dovevano mangiare? Ad aprile. Ma a marzo con le persone cosa dovevano mangiare? Pronto? Sì, ti sentiamo, ti stiamo ascoltando. Forse ho parlato pure troppo, quindi ti ridò la parola. Assolutamente. Io intanto, tra le 1000 storie che ci sono diciamo, di disagio in una stazione, disagio e difficoltà di chi vive proprio queste realtà, scusate se magari qualche volta utilizzo delle parole che non sono corrette, ma non sono esperto e quindi me ne scuso con chiunque, non vorrei offendere nessuno e manca di rispetto a nessuno. Io credo che intanto ci sono storie che non sono solamente di extracomunitari, ma che chiaramente, diciamo, abbraccia chiunque, dico, non è che ci sono solamente persone che non sono italiane. Le difficoltà diciamo, e queste realtà che stiamo raccontando attraverso le parole di Piero, attraverso le parole di Francesco, come dire, toccano chiunque, non c'è nessuno esente. Io, Piero, a te vorrei chiedere qual è la realtà che maggiormente voi, quando andate a fare la distribuzione in stazione, andate a riscontrare. Qual è qualcosa di particolare che tu ci puoi raccontare? Questo a te, Piero. Poi la stessa domanda la faccio anche a Francesco. Ma, Giovanni, noi incontriamo uomini e donne che sono proprio ferite dalla vita. Quello che ti dicevo prima, non trovi storie di gente strana o di chissà quali vissuti, trovi gente normali la cui vita è franata per un qualche motivo, e non avendo un appiglio, non avendo qualcuno che ti rialzasse, purtroppo sei stato risucchiato dal baratro della strada. Cioè, noi incontriamo queste persone, noi incontriamo l'italiano di 60 e passa anni che ha alle spalle un fallimento di un matrimonio, la perdita del lavoro e vive per strada e non ha come rialzarsi, perché poi, sai, c'è tanto il problema che chi vive per strada purtroppo comincia a bere perché o ti anestetizzi in qualche modo e allora anche lì entri nel turbine del bere, non riesci a uscirne, oppure impazzisci, perché vivere per strada è duro. E mi piaceva quello che diceva Francesco, cioè noi dobbiamo guardare in faccia questa gente, solo guardando in faccia questa gente ne puoi capire il vissuto, poi solo pensandola come persone amiche puoi trovare il modo di sostenerle, perché tu un amico fai di tutto per sostenerlo, e allora questo lo sento molto importante. Poi ti ripeto, si incontra di tutti, si incontra lo straniero che ha lavorato regolarmente per tanti anni, poi c'è stata la crisi, è finito per strada perché senza lavoro, poi non riesci a rinnovarti i documenti, allora diventi tra virgolette clandestino, allora sei anche qui risucchiato in un qualcosa che non ti fa più essere un uomo. Con Francesco condividiamo la storia di un nostro caro amico che ha fatto tutto questo percorso, è venuto in Italia 20 anni fa, lavorava come badante, poi nei campi, ha sempre lavorato con un contratto, poi la crisi lavorativa, non puoi più pagarti la casa, finisci per strada, cominci a bere, e allora capisci che trovi delle storie complicatissime, che sono quelle che diceva Francesco, però non è detto, non ci rassegniamo al fatto che chi finisce per strada debba morire e finire per strada. Allora c'è un lavoro bello che stiamo facendo insieme a Francesco di questa persona che ora c'è stata, lo sai, no, la possibilità di regolarizzarsi se con un lavoro. Allora noi tutto questo non l'avremmo fatto se non ci fosse stata la Casa della Misericordia ad ospitare questa persona, perché in un dormitorio non ci sarebbe mai andato. E allora vedi, ci sono tante storie che poi veramente sembrano essere destinate a spegnersi, perché questa è una delle tante storie di cui nessuno avrebbe speso 2 lire, e invece con tanta fatica, perché l'amore è anche fatica,
continua, giornaliera, e con il sostegno di Sant'Egidio, di Terra di Gesù, di tanti che ruotano attorno, perché poi il problema non è Franco Certo o Pietro Giglio, il problema è creare un clima diverso attorno a questa gente. E poi ti ripeto, io questo lo sottolineo, c'è un discorso che l'amicizia può tanto, sembra utopico dire di chi vive per strada è un amico. Noi abbiamo tanti amici per strada e solo attraverso l'amicizia si è potuto pretendere tante volte il cambiamento di tanti comportamenti, perché è anche questo, perché bisogna anche dirlo, non è facile aiutare qualcuno a cambiare vita, perché già è complicato per noi quando qualcuno ti dice ma forse quello che stai facendo non va bene, cioè nessuno si fa dire cosa fare, figuriamoci chi ha un trascorso complicatissimo e chi è finito per strada, arrivi tu che poi comunque la sera ti corichi, la doccia ce l'hai calda e la mattina fai la colazione che mi devi dire sai, devi cambiare vita. E questo, guarda, che è un punto nodale diciamo, anche del cambio della vita di chi vive per strada. Certo. Beh, Piero, voi riuscite, voi insomma, tutto il comparto, diciamo, del volontario, riuscite a conquistare la fiducia delle persone, anzi a riconquistare la fiducia delle persone, anche di chi, come dire, non preferisce vivere in modo libero e come dire, rimanere, come dire, così fuori da tutti quelli che sono ovviamente i contesti sociali, lavorativi e altre cose, perché ci sono anche una fetta di queste persone che preferisce, ecco, vivere un po' in questa maniera. Ecco, però ecco, voi, secondo me il passaggio importante è quello che riuscite a riconquistare la fiducia di queste persone. Allora, ti rispondo in questo modo. Tante volte ci riusciamo e tante volte non ci riusciamo, Giovanni. Nel senso, non posso raccontare tutte storie di grande successo. Noi abbiamo anche persone che per anni, quando provi ad avvicinarti, ti mandano a quel paese. Ma non importa, cioè, ci sono storie che non hanno un'evoluzione positiva, è inutile che ci raccontiamo le barzellette. Resta però il fatto che c'è stato qualcuno che comunque ti ha portato una coperta, un pasto, una cena, ci ha speso con te parole. Ci sono storie, come dicevo, anche di vite che risorgono. Sempre con Franco noi abbiamo visto la vita di un uomo famoso a Messina, indiano, che viveva di fronte al tribunale, che era un relitto veramente umano. Il giorno in cui lo abbiamo portato in ospedale, ancora me lo ricordo, aveva Franco 7 di emoglobina e poveretto vomitava sangue, era arrivato proprio al limite. C'è stato un lavoro di un anno di accompagnamento, di case di cura e poi la casa della misericordia. Cioè, oggi quest'uomo è in India, è ritornato dalla sua famiglia e siamo andati insieme a lui. Cioè, ci sono delle storie che sono veramente quasi, che si potrebbero scrivere dei film, però veramente come l'amore può tutto, cioè non ci si può rassegnare di fronte a certe situazioni a dire non si può fare niente, perché non è vero. La cosa che volevo sottolineare, Giovanni, quello che tu dicevi, in fondo c'è qualcuno che sceglie di vivere per strada. Io su questa frase mi faccio sempre qualche risata, perché quando tu incontri la prima volta qualcuno che sta per strada, io dicevo di vivere libero, Piero, libero sì, di vivere libero, no, chiaro, io ti dico la mia esperienza, poi Franco dirà la sua, non lo so. Quando incontri per la prima volta qualcuno che vive per strada e riesce a parlarci, per pudore nessuno ti dirà che è finito per strada per qualche problema, ti dirà che un po', qualcuno ti dirà che è una scelta. Quando poi nasce un rapporto, quando poi tu conosci, entri nelle pieghe della vita di questa persona, capisci che non è mai una scelta neanche di libertà. La scelta di libertà viene perché tu non hai altre possibilità. Allora
bere o annegare, cioè questa storia io veramente l'ho sentita pochissimo, cioè, e anche chi te lo dice e si morde le labbra, perché non è mai una scelta, è una scelta per strada ci finisci, Giovanni, tranne quei casi romanzati che si vedono nei film, ma per strada ci finisci, perché nessuno vuole vivere per strada, nessuno alle 21:47 con il freddo di fuori e con la possibilità di pioggia starebbe fuori. Per quanto tu puoi essere uno spirito libero, c'è sempre qualcosa che ti ha portato a vivere per strada. E quando, ti ripeto, lo voglio ridire questo, quando non trovi qualcuno che ti prende per il braccio e ti rialza, non solo metaforicamente ma realmente, tu alla fine vieni seppellito dalla strada. Non so come dirti, perché poi stare per strada, sì, noi li incontriamo tante volte un'ora, mezz'ora durante la settimana, ma poi ci sono le altre 23 ore e mezzo, tante volte stai solo, cioè è complicato, ecco. Forse mi sono dilungato. Assolutamente, diamo la parola a Francesco, si risponde anche lui a questa mia domanda. Allora, io sono d'accordo con quello che dice Piero. Io uso spesso una metafora che è quella del buco nero. Chi finisce per strada è come se va a finire dentro un buco nero. La forza di attrazione verso l'autodistruzione è fortissima. Quindi l'alcol è il problema più grave, perché là puoi riprendere una persona che è diventata edilista, ed è facile diventare edilisti per strada, perché quando 24 ore con le stesse scarpe non passano mai, i piedi fanno male, poi si fa puzza, insomma c'è tutta una serie di cose che diventa veramente, veramente difficile uscire dalla strada. Si può uscire soltanto con l'amore. Io a proposito di quell'uomo spazzatura che c'era, che così veniva chiamato, mi ricordo nei telegiornali, che ora è in India, ricordo esempio, abbiamo parlato di amore e sacrificio, io non posso mai dimenticare il sacrificio di mia moglie che dirige la casa quando quest'uomo incominciò a avere dei problemi, perché l'amore non è facile. E dentro la casa, dopo 6 mesi in cui sembrava tutto a posto, quest'uomo andò di testa e abbiamo dovuto fare un pietto. Pensate, in quella casa, in quel momento era il momento massimo della migrazione, c'erano bambini, quindi noi avevamo dei bambini di 2 anni, di 3 anni, mia moglie che gestiva la casa e quest'uomo che faceva cose pericolose a sé e agli altri. Sembrava tutto finito con quel PFO. Eppure la perseveranza di mia moglie, di Piero, di Sant'Egidio, anche mia, ha portato il risultato che sembrava impossibile. Nella verità, il volontariato secondo me ha una parola costante che in Sant'Egidio, in Terra di Gesù, ma che in tutte le associazioni si chiama speranza. Le associazioni di volontariato sono sorgenti di speranza. Noi speriamo di poter aiutare le persone anche a uscire dalla strada, anche se non ce la facciamo sempre, ci sono dei tonfi mostruosi. Noi pure abbiamo come Terra di Gesù altre persone che siamo riusciti a fare veramente uscire totalmente dalla strada, ma abbiamo avuto anche dei fallimenti, come sicuramente ce l'ha avuto Sant'Egidio, dove magari il vortice del vino, la forza di un certo branco ha fatto sì che quello, o un disagio mentale ormai incancrenito non ha permesso. L'unica cosa, ecco, vi faccio un esempio di cosa può una casa famiglia H24. Noi durante il lockdown abbiamo ricoverato un paziente dimesso al policlinico che è un neoplastico terminale. Quest'uomo non ha casa perché viveva in una grotta e le grotte, lo sapete, sono state chiuse. E se non ci fosse stata la casa della misericordia, quell'uomo dove sarebbe morto? Sui senza tetto io mi pongo sempre un problema, probabilmente il mio lavoro di medico mi porta a questa considerazione. La cosa più atroce è il pensiero della morte. Un senza tetto vive mediamente 62-63 anni, pensate, la vita media dell'italiano è 83-84, quindi un senza tetto già per la sua condizione perde 20 anni di vita. Ma il problema
più grave che io mi pongo è il problema della morte di quest'uomo. Io certe volte mi sono disperato e mi dispero per persone che so che moriranno per strada perché non siamo riusciti, perché ormai sono fuori dalla capacità di poter essere ripresi a tenerli con noi. E so che perfettamente quelle persone moriranno come Christopher sulla panchina. Christopher è stato in una nostra struttura, è scappato, proprio letteralmente è scappato dalla struttura, perché Christopher aveva la cirrosi epatica, aveva l'ammonio alto e quindi giustamente poi perdono anche la capacità di comprendere. Ad esempio, un'altra cosa che spesso il volontariato non medico non capisce, dice è pazzo, non è che è pazzo, quella della cirrosi epatica ha l'ammonio alto nel sangue e quindi giustamente dà di testa. Ti sembra che sia pazzo, ma quello è l'insufficienza epatica che lo porta. Io mi sono sentito dire da psicologi che si dicono esperti di strada, dicono no, ha un problema psicologico, idea l'ammonemia alta, quella certo, ha una epatica. Quindi diciamo, ecco, sulla povertà secondo me bisogna riflettere, io dico sempre, bisogna essere anche molto progettuali, cercare di capire come poter fare. Ecco, una cosa, se non c'è una struttura tipo Casa della Misericordia, tu non puoi salvare nessuno. Io penso che Piero sia d'accordo con me. O ci mettiamo in testa che chiudiamo questi dormitori, queste case semiresidenziali, che sono porcherie, dove le persone vanno quasi a pascolare la notte per poi riuscire la mattina, e creiamo strutture sul territorio H24, dove le persone, non so, perché io dico sempre, il mio cane se piove non esce da casa, ma un essere umano 7:30 di mattina deve uscire da casa perché la casa è chiusa. Ma che porcheria è? Vedete che sono trattate come le bestie e non come esseri umani? Allora per questo Terra di Gesù ha fatto la Casa della Misericordia, perché nel 2020 ancora parlare di dormitori significa non avere capito niente della strada. Tu hai soltanto una possibilità di dare speranza a queste persone, dagli una struttura che li accolga, che li voglia bene, poi sarà scelta loro. Poi non è detto che tutti verranno salvati, come diceva Piero, ci sono vittorie ma ci sono sconfitte che ti bruciano, ma tu ci trovi, ma con un dormitorio, con una semiresidenziale, come ipocritamente viene chiamato, non si può salvare nessuno, perché alle 7:30 di mattina avranno 12 ore di strada davanti, col vino, con tutte le tentazioni, con la bruttezza della strada. Proprio sul vino sono intervenuto io qualche annetto fa e qualcuno, vabbè, comunque lasciamo perdere. Io vorrei fare un appunto su una cosa, perché tu hai citato l'Help Center di Messina, che sotto Roma, sotto Napoli, credo che sia l'unico help center del Meridione. A tal proposito, no, ci sono, penso, altri help center. Noi siamo stati i primi a fare lo studio medico. Dico sotto Napoli credo che sia l'unico che ci sia al Meridione, quello di Messina Centrale. Sì, Messina Centrale, e comunque è stato il primo che ha fatto studi, non ti nascondo, lo dico con malcelato orgoglio, che è stato un progetto pilota, perché poi da là in poi sono nati altri studi all'interno degli altri help center, perché allora per Ferrovie dello Stato diffuse questa cosa. Noi siamo partiti da lì. Ora lo studio medio del center è tra virgolette impoverito, perché l'area specialistica si è tutta spostata al centro Bocca Storico, però resta comunque un caposaldo soprattutto per i senza tetto, anche perché io, dire, parlavo di questa cosa perché, ecco, guardando qua i numeri, per esempio, delle attività oltre quelle dei volontari, delle associazioni, ma qui i dati statistici forniti dal gruppo FS danno come nel 2019 addirittura 22.000 persone che si sono, come dire così, avvicinate ai servizi, insomma, a quello che può offrire l'help center, e quindi non è una realtà. Io rappresento soltanto, devo chiarire sull'help center una cosa: noi rappresentiamo soltanto la parte dello studio medico, però ci sono altre attività che sono gestite da Caritas 60 anni della strada, cioè noi interveniamo soltanto in una parte importante, ma è soltanto una parte delle attività. Quindi ecco, devo chiarire questo.
perché ha fatto benissimo, questo qui, ecco, per far evidenziare veramente quanto disguidi. Noi abbiamo là dentro un ambulatorio di medicina generale, abbiamo un dispensario, quindi pensa, abbiamo 2 dispensari di farmaci a distanza di 100 metri, perché ce n'è uno più piccolo all'Help Center e uno molto più grande al Buon Pastore. Chiaramente noi aiutiamo più la strada, però la strada sa anche che ha l'on the road. Quindi noi interveniamo sia all'interno dello studio medico della stazione, sia per strada, e poi chiaramente se hanno bisogno vengono anche al Buon Pastore. Però cerchiamo di non confondere molto, perché io vi ricordo che il Buon Pastore è marcatamente pediatrico, cioè c'è un'area di aiuto ai bambini, quindi chiaramente può essere pericoloso se quell'uomo è ubriaco e viene al Buon Pastore, può creare un problema. Quindi cerchiamo un attimino di tenere per quanto possibile separare, per evitare che cosa, commistioni o pericoli anche per appunto evidenziando questi 22.000 persone che hanno avuto, quindi così si sono avvicinati a queste realtà, quindi ecco, per evidenziare proprio quanta gente ci sia veramente che ha difficoltà. Quindi c'è tutto dietro, c'è veramente un mondo che spesso e volentieri tantissimi neanche si rendono conto cosa ci sia e cosa realmente si faccia. E il motivo per cui questa sera potremmo raccontare storie di persone che ti sembra impossibile che accedano, sicuramente Piero ne ha anche tantissime, di persone che tu vedi per strada e non pensi che vanno in questi centri a prendersi la spesa, a prendere i medicinali, a prendere i pannolini, e sono persone che non vivono la strada. Lì entriamo in un altro campo che è quello della nuova povertà, ma anche quella è molto dolorosa, devo dire la verità. Anche la povertà è sempre dolorosa, nel senso che la strada, perché la strada, il bambino, perché il bambino e l'anziano, ma la povertà è sempre dolorosa, è sempre fastidiosa. Io dico sempre una cosa: quando tu vai al Buon Pastore o all'Help Center o per strada, hai una duplice sensazione. Da una parte sei contento perché sei riuscito a dare qualcosa e a fare qualcosa, da un'altra parte sei triste perché stai vedendo tanto dolore, tanta sofferenza, e chiaramente tu potrai fare qualcosa, potrai aiutare qualcuno, ma non è che potrai aiutare tutti i poveri del mondo, quindi ti dà anche una sensazione di impotenza. Io penso che anche Piero provi la stessa sensazione, giusto Piero? Come un doppio canale, da una parte ti senti importante, da un'altra parte dici ma che sto facendo? Guarda, non riuscirò a aiutare tutti, quindi c'è questa doppia sensazione che io provo sempre, ma presumo che la provino tutti quelli che fanno queste attività. Prego Piero, stavi dicendo, Piero, che volevi aggiungere? No, volevo soltanto sottolineare quello che diceva Franco, cioè questo discorso è vero, noi incontriamo senza dimora tante storie già complicate, ma noi stiamo incontrando una marea di gente, famiglie, quello che si chiama con l'etichetta i nuovi poveri, cioè noi stiamo incontrando tanta gente che con il problema della pandemia e quindi con tutta la ripercussione socio-economica che ne è derivata, che è diventata povera, cioè che non riesce a farsi la spesa, che non riesce, come diceva Franco, a comprarsi i pannolini, cioè tanta gente che tu vedi e dici ma veramente questo ha bisogno della spesa. Per noi abbiamo gente, e questo mi colpisce, da una parte mi addolora, gente che arriva anche vestita bene, tra virgolette, che si scusa perché non ha il giubbotto strappato e dice che questo era un giubbotto che io avevo prima di perdere il lavoro, e ora gente di una grande dignità che però si pone il problema del fatto che, cioè, che quasi tu la giudichi perché è vestita bene, perché non ha il pantalone strappato, e questo mi colpisce tanto, e stiamo incontrando tanta gente così. E poi quello che diceva Franco prima, in fondo tante volte lo smarrimento di pensare di non riuscire a raggiungere tutti. Sì, questo è vero. Io tante volte provo la sensazione
che ancora mi ricordo provai la prima volta che conobbi Sant'Egidio quando ero al liceo. Questo lo racconto sempre. Quando andai per la prima volta a visitare le baracche in questo quartiere che ora è stato sbaraccato, che si chiama Il Tirone, lì vivevano 40 nuclei familiari in baracca e noi cominciammo da giovani liceali a fare il doposcuola a questi bambini. Mi ricordo che la prima volta che visitai queste baracche di lamiera senza l'acqua corrente, senza l'elettricità o con l'elettricità abusiva presa da altrove, eccetera, eccetera, mi ricordo tornai a casa con una sensazione, con un pugno allo stomaco, una sensazione di una grande ingiustizia alla quale però potevo rispondere personalmente con le mie mani, le mie braccia e il mio cuore. Questa sensazione la provo ancora oggi quando dopo il servizio per strada e possibilmente piove, torno a casa e penso io ho un letto e il mio amico, di cui non faccio il nome, questa sera non so se supererà la notte perché fa freddo, e allora sì, c'è un po' di smarrimento, e questo ti devo dire mi dà la forza di provare a comunicare ancora di più la necessità di essere umani nelle nostre città, perché tante volte quello che manca è l'umanità anche di un saluto, di un gesto, di una cortesia nei confronti di chi tu incontri. E allora, secondo me, questo mi dà da una parte, sì, questo magone che dicevo, ma dall'altra mi spinge a comunicare a tanti, ad altri, a chi incontro, che c'è questo bisogno di cambiare la città, partendo personalmente da chi è ognuno di noi. Cioè, se io cambio, cambia, il mio cambiamento ha un riflesso sul cambiamento di quell'uomo possibilmente. E allora, se uno lo pensa in grande su una città, su una nazione, allora è il sogno che le cose veramente possono cambiare. E poi sono le cose che vediamo insieme a Franco, le cose possono cambiare, bisogna lavorare per farlo, perché da sole non cambieranno sicuramente. No, sicuramente. Beh, già comunque l'amore costa fatica, penso che sia fatica. la forza, e l'amore non prende stipendi, l'amore anzi perde soldi, l'amore non permette delega, quindi ti fa sporcare le mani in prima battuta, ti fa essere lì. Io vedo tante persone che coordinano servizi, ma poi io non li vedo per strada. Io per strada ci vado, voglio andare per strada, voglio sentire, voglio capire, perché soltanto vivendo la povertà posso pensare di trovare una soluzione a qualche problema. Ne parlavamo qualche giorno fa con mia moglie. Io dico sempre: la carità è strutturale. Noi ci dobbiamo porre, c'è un problema, dobbiamo cercare di risolverlo. E come possiamo fare? Uno dei segreti del registro è la capacità di coinvolgimento. Io da solo i soldi per comprare 500 giocattoli non ce li ho. Però ho la fortuna di avere una città così buona, così generosa, che se io so chiedere, io dico: guardate, e le persone capiscono che le cose vanno lì, che le cose sono molto semplici, dove non c'è un doppio gioco, non c'è niente, c'è lì. Loro, ieri è venuta l'Ammi a portare i giocattoli per i bambini, ma mentre portava i giocattoli c'erano bambini, mamme che se li prendevano i giocattoli. Quindi questo club service capiva che non era un gioco, perché io dico sempre, no, io ne parlo come terra di Gesù, noi non siamo altro che una cerniera, no? Tra chi vuol dare e chi vuole ricevere, perché ci sono persone che vogliono ricevere perché non hanno, ma ci sono tante persone che vogliono dare e non aspettano altro. Noi abbiamo avuto veramente, viviamo così, purtroppo noi non abbiamo contributi pubblici e certe volte sembra un miracolo, le cose che arrivano da sole. Io penso sempre a un vecchietto. Una volta vi racconto questo aneddoto, che poi c'è nel libro mio che è uscito da pochi giorni fa, il secondo libro di Speranza. Venne un signore a donarci delle flebo particolari e molto costose. Il farmacista mi disse: Francesco, prendiamole, sono buone,
Io non le volevo prendere perché prendevano un sacco di spazio e noi cominciamo ad avere problemi nella farmacia sempre più grande. E gli dissi, no, ma, insomma, per cortesia al farmacista abbiamo preso quei medici. Il giorno dopo è venuto un anziano con la mano tremante e mi ha detto: hai per caso avere queste flebo? Erano quelle flebo lì, esattamente quelle lì. Io e Saro ci siamo guardati negli occhi, ci siamo messi a ridere, abbiamo parlato un po' della provvidenza, perché noi siamo cristiani, Sant'Egidio è cristiano, perché Gesù è cristiano, quindi in noi c'è un forte movimento religioso in tutto quello che facciamo, e noi sappiamo pure che non siamo soli. Terra di Gesù non è sola, Sant'Egidio non è sola. Quindi succede sempre che se abbiamo bisogno di aiuto, il Signore ci farà avere sempre quell'aiuto. È vero, quante volte diciamo, ma come facciamo oggi? Eppure a un certo punto le cose arrivano, le cose si fanno, e progetti che sembravano impossibili diventano reali. E quindi tu sai perfettamente che se si sono compiuti non è soltanto opera tua, ma opera di chi ti guida e ti accompagna. Non dobbiamo perdere mai da vista la concezione religiosa, perché poi alla fine noi parliamo del bene comune, siamo laici, c'è un mondo laico, però alla stazione, se poi andiamo a vedere chi ci va, e c'è Sant'Egidio, e ci sono i francescani, e c'è Terra di Gesù. È vero, Piero, diciamo alla fine Sì, poi il 90%, e ci sono gli evangelici, e ci sono, e dico, ne potremmo nominare, ma il 90% di queste associazioni, forse pure di più, sono di estrazione cristiana. Quindi in noi c'è un forte movimento che ti spinge a sentire, perché andare alla stazione significa anche rischiare di beccarsi una coltellata. A noi è successo. Gianni Rizzo si stava beccando una coltellata alla stazione centrale. Se la stava beccando da un senza tetto tunisino che aveva salvato da un tentato omicidio a cui che aveva subito. Il ricambio di quest'uomo, che era in uno stato di ubriachezza, è stato che gli voleva ricambiare la coltellata a distanza di me. Ho dovuto spingere e far andare via Gianni, che è uno dei medici della zona. Quindi c'è anche una componente di rischio. Lavorare nel lockdown e lavorare per ore, fare distribuzione a centinaia di persone, queste cose non c'è. Cioè, mentre tutti ci spaventiamo del vicino di casa e ci mettiamo la mascherina, ma noi quando andiamo a fare distribuzione non ci spaventiamo di beccare il Covid. Quando tutti dicevano state a casa, che andrà tutto bene, e non è andato bene per niente, ma c'erano persone che facevano distribuzione del cibo. Allora siamo pazzi, siamo cretini, che cosa siamo? Ma se non ci fossimo stati noi a dare quel mangiare, a dare quei medicinali, quei pannolini, come si sarebbe fatto? Evidentemente abbiamo una molla diversa, è giusto? Sì, sì. È una molla che viene dall'amore, dalla passione, dalla voglia di condividere, dalla voglia di vivere le persone, dalla voglia di vivere il territorio, dalla voglia di fare qualcosa per il proprio vedi, carissimo, territorio. io vorrei attenzionare a questa cosa. Nell'amore, a parte la condizione di c'è anche una condizione di rischio. Tu rischi, ogni volta che vai alla stazione rischi. Io quando vedo l'on the road di giubbini arancioni, tu non sai quello che facciamo io e Mariella, non facciamo altro che guardare dove sono messi, perché sappiamo perfettamente, e non li facciamo sgranare mai, perché sappiamo perfettamente che bastano pochi secondi di distrazione, che quello va a finire sotto una persona che gli può far male. E io devo aiutare il senza tetto, ma non devo manco permettere che il mio volontario venga danneggiato, perché questo non lo posso permettere. Io, Piero e Francesco, scusate vi interrompo perché abbiamo pochissimo tempo e voglio dedicare... Io vorrei dire anche una cosa importante. Nel pomeriggio, dopo che ci siamo sentiti con Piero e anche con te, ho contattato ovviamente Antonino Schiera, che come vi dicevo è un poeta e scrittore, al quale ho chiesto di contribuire a questo intervento, perché con lui abbiamo fatto già delle attività in passato e quindi mi sarebbe piaciuto, e questo, come dire così, per questo ho chiesto di intervenire, di dare un contributo con quello che lui riesce a fare meglio, ovvero raccontare e dare ovviamente
quella sua, come così, attraverso la sua poesia, la sua capacità di narrare le cose, come dire, anche un segno di speranza, un segno anche di ringraziamento a quello che fate voi due, ma per tutti quanti. Perché come diciamo all'inizio di questo incontro, come dire, Messina, stiamo parlando di Messina in questo caso, e la Sicilia, ma questo è un problema che c'è in tantissime realtà dove ci sono interscambi di mobilità e altre cose. E quindi, come dire, io ho chiesto questo intervento ad Antonino Schiera e a cui adesso do la linea, perché solamente così un po' di poesia, un po' di amore ci può aiutare anche un pochettino a ricaricare, a dare anche un segno di speranza, soprattutto in questo momento dove siamo quasi alle porte del Natale e, e abbiamo bisogno anche di queste cose che sembrano ovviamente delle cose piccole, ma realmente non è così. Antonino, tu oggi mi accennavi ad una poesia che praticamente... Sì, volevo intanto dire che vi ho ascoltato con interesse, mi scuso per un attimo, è andata via la linea, sicuramente la vostra azione meritoria, è un'azione importante perché sono persone che si trovano purtroppo volenti o non volenti in situazioni difficili. Io, come ti dicevo oggi, ho fatto parte per un po' di tempo, non che adesso non ne faccia più parte, dico quando capita vado, però di un'associazione proprio che divideva i pasti a Palermo, quindi parlo di stazione Notabartolo, via Libertà, zona stazione centrale, per cui ho toccato con mano la sofferenza di persone che si sono ritrovate a un certo punto senza un tetto. Per cui, ripeto, ho ascoltato con attenzione quello che voi avete detto. Io il contributo poetico, perché cioè chi fa poesia a volte ha la sensazione, dice, ma a cosa serve la poesia? La poesia può servire comunque a un attimo di riflessione. Chiaramente la poesia non è cibo, però è cibo per l'anima. La poesia non si sostituisce chiaramente al lavoro di chi sta in strada, di chi organizza, però ritengo che possa essere un motivo di riflessione e un motivo di diciamo anche di sensibilizzazione, per cui ho il piacere, ringrazio Giovanni Russo che mi ha invitato, di interpretare una mia breve poesia che si intitola proprio Coperte di nuvole, quindi già immaginate persone che al posto delle coperte hanno le nuvole. È una poesia che a Roma è stata diciamo ben apprezzata, dico, e recita così. Allora, coperte di nuvole, lassù il cielo è stellato, tra mormorii di bimbi abbracciati al caldo corpo di mamma. Una mano tesa nel buio in cerca di cibo, un cappotto liso e polveroso, le scarpe matide e poi un bacio freddo tra due cuori solitari. Coperte di nuvole, su corpi che esalano sofferenza, e poi la gioia di un pasto donato dagli angeli della strada accanto, nel momento in cui la notte porge la guancia a un nuovo giorno. Con il suo carico di speranza che qualcosa cambi, con la fitta barba nel volto scavato dal dolore, rubicondo per non dimenticare i periodi di vacche grasse, ingenui pensieri, ancorché induriti da eventi sinistri, si trasformano in parole e sorrisi amari. Il cielo è terso sullo sfarvillare di luci, monili, anelli, bracciali, profumi, sgommate di auto sportive in questa città che non sa aprire gli occhi, ma sa essere solidale attraverso l'opera di pochi, con il popolo della notte che tutto vede, tutto sente e tutto percepisce. Spero vi sia piaciuto. Questa poesia è contenuta nella mia seconda raccolta di poesie che è Frammenti di colore, ve la faccio vedere, così, edizione La Gru. Questo è il mio contributo per stasera, sperando che possa servire a qualche cosa. Grazie. Assolutamente, grazie Antonino, e complimenti sempre per le splendide parole. E Antonino è in una città, ecco, colgo l'occasione ovviamente per ringraziare Antonino, per ricordare anche che a Palermo c'è una persona
io personalmente ho visto in più occasioni, che si chiama Biagio Conte, credo che sia una persona che va sicuramente attenzionata, una persona che a mio parere, io non so che magnetismo ha questa persona, ogni volta che lo vedo è qualcosa di incredibile. Penso Piero tu lo conoscerai, anche tu Francesco. Direttamente no, però... Quindi con l'occasione di Antonino che è collegato da Palermo, mi è venuto in mente anche di mandare chiaramente, come dire così, un saluto virtuale anche a questa persona che appunto veniva da realtà completamente, diciamo, diversa da quelle in cui Antonino, penso che tu l'avrai visto in che occasione. Per quel che so io, Stante ha deciso di dedicarsi, insomma, a chi ha bisogno. Infatti c'è un'associazione, credo che anzi non credo, ha dei locali che gestisce nella zona della stazione centrale, ecco, perché le stazioni sono sempre in qualche modo, sono state nel tempo, anche se adesso si fa una lotta, diciamo, al vagabondaggio, utilizziamo questo termine, comunque a chi è senza tetto, le stazioni hanno sempre rappresentato un punto, diciamo, di ritrovo. Però c'è un'azione di contrasto, basti pensare alle panchine che vengono interrotte da dei pezzi di ferro per evitare che possano stendersi. C'è stato un momento nella mia vita in cui, diciamo, le stazioni erano molto presenti perché viaggiavo tantissimo e quindi ho visto questo. Comunque Biagio Conte credo che abbia iniziato la sua attività sul territorio proprio dalla stazione di Palermo Centrale. Vado così a memoria. Magari, sì. Insomma, assolutamente. In Sicilia non è tutto brutto, c'è tanta bella gente, c'è tanta tanta carne al fuoco, insomma, come quella che abbiamo raccontato insieme, ho avuto il piacere di raccontare insieme a voi, e quindi di questo ringrazio chiaramente Piero, ringrazio Francesco e ringrazio anche Antonino. Ovviamente prima di chiudere è importante far sapere a tutti quanti, chi ovviamente ci seguirà ora in questo momento in diretta o chi ci seguirà poi anche attraverso la pubblicazione sul nostro sito internet o sul nostro canale YouTube, far sapere come è possibile contattarvi. Piero, a te come è possibile contattare attraverso te la comunità di Sant'Egidio? Allora, è possibile contattarci, diciamo, sia sui nostri canali social, la nostra pagina Facebook e Instagram di Sant'Egidio Sicilia, ma noi abbiamo un bel sito web, dico bello perché l'ho fatto io, quindi è bello, che è sant'egidiosicilia.it. In particolare in questo momento, tu lo sai, noi siamo nei preparativi del Natale, che quest'anno non sarà il solito Natale con il grande pranzo di Natale dove il 25 ci raccogliamo insieme a tutti gli amici che noi abbiamo seguito, servito tutto l'anno. Quest'anno il Natale per chiaramente le esigenze del distanziamento sarà diverso, ma sarà comunque un Natale con i poveri. Vogliamo raggiungere noi, sarà un Natale itinerante, raggiungeremo le persone lì dove stanno, quindi il 25 vogliamo essere in giro a portare il pranzo e un regalo a chi vive per strada. Lo stesso faremo con gli anziani che sappiamo essere soli, quindi porteremo il pranzo, un regalo e un augurio. Quindi diciamo, chi volesse, faccio un appello, ecco, continuare a sostenere questo lavoro che è fatto anche di impacchettare i regali, portare i regali, sostenerci dopo il giorno di Natale, può farlo attraverso i nostri canali, il nostro sito web, ci sono tutte le informazioni, le possibilità per contattarci. Aggiungo l'ultima cosa, Giovanni, c'è un'iniziativa bella che abbiamo lanciato proprio per finanziare le nostre attività, che si chiama Artisti per Sant'Egidio. È una vendita all'asta di quadri donati da pittori famosi siciliani, il cui ricavato sosterrà il nostro centro polifunzionale a Messina, quindi con l'acquisto di generi alimentari, ma tutta l'organizzazione del Natale solidale. Questi quadri si possono visionare sul sito di eBay, c'è una sezione beneficenza e lì si trova la sezione dedicata a Sant'Egidio, oppure scrivendo su Google Artisti per Sant'Egidio. Ok, grazie Piero. Francesco, a te come è possibile contattare?
Allora, contattarci, chiaramente anche noi abbiamo una pagina Facebook, un sito, oppure direttamente me, Francesco Certo. Ci sono anche su Google Maps segnate sia la Casa della Misericordia col numero di mia moglie che il Buon Pastore numero. Noi siamo in procinto, stiamo chiudendo il trenino del Buon Pastore e abbiamo anche il lancio in libro, quindi è molto importante il mio secondo libro, Cardiologia e Speranza, che viene dopo L'amore oltre, che ha fatto 1300 copie. In questo momento in cui non ci sono spettacoli, noi non ci possiamo finanziare se non così, quindi l'invito alle persone, già tanti lo stanno facendo, il libro viaggia bene, sono le mie meditazioni, i miei racconti, le mie poesie, le impressioni anche della strada, ma del vedere la povertà. Potete farlo in libreria, potete farlo online, potete fare nei punti di Gesù, di Gesù. Poi nel frattempo chiaramente continua l'opera della Casa della Misericordia, quindi sabato saremo lì a portare gli auguri, a stare un pochettino insieme ai nostri malatini, perché spesso non è che sono messi tanto bene. E poi ricordo che Terra di Gesù è anche un ospedale in Congo, cosa che stiamo parlando dell'Italia, ma io ricordo che Terra di Gesù ha realizzato un ospedale in Africa, in Congo, a Katangi, l'ospedale Gesù Misericordioso, dove sono già nati centinaia di bambini, quindi potete aiutarci, fare dei boni, insomma, sostenerci, anche perché per l'associazione di volontariato questo è un momento particolarmente difficile, perché esempio noi abbiamo il libro, loro fanno l'asta, in effetti abbiamo delle difficoltà a reperire i fondi, abbiamo più bisogno di dare, ma nello stesso tempo, ad esempio Terra di Gesù per tradizione fa tutta una serie di spettacoli tutto l'anno. Quest'anno siamo usciti a malapena a fare la festa sotto le stelle perché è stato in quel momento di maggiore tolleranza, ma ad esempio noi tutti gli anni facciamo uno spettacolo che è una sorta di kermesse che porta tanti soldi all'associazione, si chiama Un amore di Natale. Quest'anno Un amore di Natale non ci sarà, questo significa che noi non incasseremo i soldi in amore di Natale. Quindi andate in libreria, comprate questo libro, oppure andate online e lo troverete e così ci finanziate, perché e poi avete anche un altro modo. Io sono un chitarrista, su YouTube ci sono 2 canzoni che sono Amato un Nuzzolo di Matino e La Ninna Nanna per un piccerino nero, dedicata a un bambino migrante. Queste canzoni già hanno fatto più di circa 3.000, cada uno 3.000 visualizzazioni. Gli importi e le visualizzazioni, vedete che queste sono canzoni SIAE, io sono autore SIAE, quindi la canalizzazione su Terra di Gesù. Tra poco uscirà un disco in primavera con tante altre canzoni, ma vedete che tutte queste iniziative della Terra di Gesù sono tutte canalizzate sull'IBAN della Terra di Gesù, quindi qualsiasi cosa entra va automaticamente, infatti la SIAE ci ha mandato la comunicazione del verificare le coordinate bancarie perché al momento inizierà l'accredito del 2020, quindi avete anche questo modo, andate sul canale YouTube, iscrivetevi su Terra di Gesù, visualizzate le canzoni, più li visualizzate più noi abbiamo e si acquista il libro, anche acquistate il libro, dico sempre compratelo pure se non vi piace, ma io spero che piaccia comunque, ed è un modo per sostenerci. A proposito di libri, vorrei ricordare ad Antonino, se magari fa vedere la copertina del suo, il libro che ha fatto vedere poco fa. Riesci, Antonino, a far vedere la copertina? Vabbè, in realtà sono 3, perché questo è il primo, Percorsi dell'anima. Sì, metti un po' più fuori di camera, Antonino, scusami. Come? Un po' più fuori di camera. Sì. Questo è Percorsi dell'anima, che è il primo libro. Grazie per la possibilità di parlare. Questo è invece Frammenti di colore, e poi c'è Meditare e sentire, che è il più recente. Questo non me lo trovo comunque. Meditare e sentire, e tra l'altro è in pubblicazione un mio breve racconto il prossimo anno. Per chi mi vuole contattare, io ho un blog dove è possibile leggere alcune mie poesie, ma anche delle storie, aforismi e pensieri, molti anche legati al mondo delle ferrovie, che è antoninoschiera.blog. Tu hai anche una pagina Facebook, se non sbaglio. Sì, sono su Facebook, chiaramente Antonino Schiera, però
ci tengo, perché vedete, Facebook è un ottimo sistema per comunicare, però quando si veicolano i concetti attraverso un sito, un blog, paradossalmente magari si hanno meno visualizzazioni perché le persone non amano entrare poi nel link, diciamo, che tu gli segnali, però lo rendi più professionale. Poi è chiaro, mettendo dei contenuti interessanti anche a livello di post, noi abbiamo, diciamo, in qualche modo la fortuna e l'onere di aumentare il livello di comunicazione di Facebook, che sappiamo essere molto scarso. Io, se mi permette di fare una considerazione, io non amo fare proclami tramite Facebook o messaggi trasversali, quando diceva, però per esempio una cosa che sto notando, correggetemi se sbaglio, è che Facebook sta diventando una sorta di necrologio, perché cioè se muore un mio carissimo parente, una persona di famiglia, io posso anche non dirlo se decido, perché è un fatto privato, ma se lo dico è una persona a me. Però voi immaginate, cioè, ogni persona quante persone conosce. Nel momento in cui purtroppo viene meno, quante persone mettono che è morta quella persona. Ok, dico, non è che voglio dire non bisogna ricordare chi è che non c'è più, però diventa un necrologio, punto primo. Poi diventa, c'è la notizia, intanto le fake news, perché io parlo così perché ho lavorato presso redazioni giornalistiche, tra cui Giornale di Sicilia, Giornale L'Ora e giornali online, no? Allora, va bene, le fake news assolutamente non vanno bene perché sono una presa in giro, giusto? Però ultimamente cosa fanno? C'è la notizia su Repubblica, riportano, come oggi, hanno liberato, per carità, ci può stare, però diventa anche una sorta di comunicato stampa fatto singolarmente. Io penso che invece noi dovremmo riempire Facebook di contenuti, di idee, di quello che per esempio voi fate, Giovanni con la ferrovia, voi con l'associazionismo, cioè di fatti concreti, ok? Questo è, diciamo, il mio intervento, che chiaramente non vuole essere una critica alle persone. E secondo me però, ecco, diciamo, questo tradisce un po' l'anima di Facebook, che è molto per secolo, è molto cortigiana, come si può dire. Io non commento mai su Facebook. Purtroppo io ti sento male. Sì, aspetta, ti faccio un esempio. Io ho questa pagina Facebook, chiaramente ho tanti amici, non ho mai commentato niente. Io soltanto metto, Piero sicuramente conosce la mia pagina, io metto le immagini della terra di Gesù, dei servizi che facciamo, senza che Gianni pure la vedo. Io non mai scrivo, chiaramente io potrei scrivere, non sono d'accordo con questo, non sono d'accordo con quello, ma mi sembra una pubblica piazza dove chiunque possa permettersi di dire, anche perché è molto facile parlare da dietro una tastiera, sì. Magari tutte le spazio diventa più difficile, come chiamavamo in questo momento il sistema guardando. Quindi anche perché mi è capitato anche di avere attacchi all'associazione, perché c'è anche, gira anche l'anticlericalismo, l'anticattolicesimo, quindi tu scrivi una cosa che ti metto a dire i vescovi vivono, i cardinali vivono nel lutto, cose chiaramente che non hanno un senso, che non hanno è stato trattato morto su Cristo per, cioè, sono cose veramente che hanno dell'assurdo, perché le persone, ad esempio, mi faccio un esempio di Facebook, no? È morto Cristo, cioè, bene, si sono caricati i politici, i sindaci, tutti si sono caricati, hanno fatto cose. Ma chi è che conosceva veramente Cristo? Chi lo ha aiutato veramente? Ora chi c'era sulla strada, certo. Il mondo di Facebook, certo. Il mondo della politica, il mondo dei parlatori, ama Facebook, mette fiore, ma sono prese per i fondelli. Ma chi è che andava a dargli i medicinali, le coperte, il mangiare? Chi se lo ha accolto nelle case famiglia? Chi? Allora chiaramente Facebook è la no? È il mondo dove tutto è farlocco, dove tutto è finto. Noi che facciamo volontariato, io lo vedo Piero quello che pubblica, Piero pubblica esattamente quello che pubblico io
mi fa vedere il deposito del cibo, come faccio vedere l'on the road, i giocattoli dei bambini. Anche qualche fotografia privata. Ecco, noi pubblichiamo sostanza. Può dare anche fastidio, perché muove il sentimento. È vero che il fatto di mettere delle cose belle non è detto che piaccia a tutti, perché ci sono persone che sicuramente si riferiscono. Cioè fatti e non parole, giusto? Fatti e non parole. Per esempio, vedere la mia pagina Facebook, quella della Gianni la conosci e te lo pure. Io pubblico soltanto ai fini associativi. O posso mettere qualche panorama, qualche veranda, qualche panorama di casa mia. Una foto, ci sta, ma per carità. Ho visto un nipotino per dire guardate che bello me ne pute, oppure fategli gli auguri a mio nipote, oppure si è sposata mia figlia, ma quanto è bella mia figlia, oppure è morto. Sto lontano da certe cose perché mi sembra poi inutili. Poi, come dicevo prima, i messaggi trasversali, no? Cioè io lo dico con Giovanni, gli attacchi che ci capiamo io e tu. Esatto. Capiamo io e tu, perché io te lo mando a dire poi abbiamo avuto noi ultimamente un caso, scusa, se lo dico solo questo, e poi i cosiddetti hater, esistono gli hater, no? Che è un caso, cioè quelli che intervengono per rompere proprio le scatole. Lasciamoli perdere. Ma sai, le associazioni di volontariato nascono per subire attacchi, non pensate che tra le altre cose c'è tutto un mondo che pensa che non è possibile che le cose si facciano perché è bello farle, perché c'è sempre una dietologia, quindi quante volte mi hanno detto, ma qual è la posizione politica, ma quale sarà il motivo, perché chissà quale vantaggio avrà anche personale da queste cose, forse perché si vuole fare vedere in televisione. Ecco. Come premessa di questo collegamento l'ho detto all'inizio che non abbiamo nessun collegamento. Io comunque in ogni caso, parlando appunto di cose belle, suggerisco di guardare una registrazione che avevo fatto con Antonio Schiera qualche settimana fa, ed è quella che si chiama proprio Ferrovie e Poesia, appunto perché parlavamo di cose belle. E quindi vi invito a vedere questo, invito tutte le persone che stanno seguendo questa diretta o la seguiranno in streaming successivamente. Successivamente colgo l'occasione per, avete citato Saro Visicaro, e quindi colgo l'occasione per ringraziarlo e salutarlo, e ovviamente salutare tutte le persone che ruotano intorno a Saro Visicaro, e ovviamente poi... viene dal Buon Pastore 2 volte alla settimana. So bene, ci sono stato anche in sede da voi, e quindi ringrazio te Piero, ringrazio quindi la comunità Sant'Egidio, ringrazio te Francesco e quindi tutta Terra di Gesù, ringrazio anche Antonino Schiera e tutto l'amore che mette in quello che fa, nelle sue poesie, in quello che riesce a raccontare, secondo me sempre in modo molto molto straordinario, e quindi rinnovo nuovamente il saluto a voi, e quindi spero di avervi nuovamente in una prossima diretta. Grazie di tutte. Grazie a nome di Fare Siciliani. Davvero per tutto. Auguri. Grazie anche a te. Auguri. Ciao, un saluto a tutti. Ciao, un bacio.